Avevo fatto uno spettacolo all'Arena di Verona quando c'era ancora il sogno di bruciare il tricolore prima della Padania Libera, quella massa di imbriaconi che ce l'aveva sempre duro perché l'alcol fa questo effetto. Il soggetto di quella che doveva essere una battuta, i Veneti, apostrofati così da Enrico Brignano, ospite nel salotto di Domenica In di Mara Venier, guarda caso veneziana. Lei sorride, il pubblico applaude, ma quella frase non passa inosservata, scatenando nuove polemiche. E d'altronde il luogo comune dei veneti ubriaconi è un cliché da anni sbandierato da comici e non solo. È stata una battuta poco edificante, già ci aveva provato Toscani a dire che i veneti erano degli imbriaghi e questo ovviamente non ha fatto sicuramente il gioco di Toscani, ma io penso che bisogna avere rispetto per tutta la popolazione e definirlo anche se con una battuta in modo così, diciamo così, volgare, non fa sicuramente ridere, ma penso che anche sia di danno per il popolo veneto, quindi senza nulla togliere alle battute di un comico, il rispetto per una popolazione che da sempre lavora e fa fatica in questo paese e anche comunque ha dei buoni risultati come una regione che comunque è tra le prime anche per prodotto interno lordo, credo che sia importante rispettare il Veneto e non fare battute gratuite. Ancora un episodio di razzismo contro i veneti. Brignano forse non sa che il Veneto produce ricchezza, PIL e paga tasse molto più di altre regioni. Giusto 2 giorni fa la CGIA di Mestre ha pubblicato uno studio secondo il quale il Veneto cresce, in termini di PIL, più di tutti gli altri, tanto da tornare ad essere definita la locomotiva d'Italia. È la dura reazione del leghista Villanova. Quello che abbiamo sentito dire da Brignano è stata una vergogna in diretta nazionale. Ma vi sembra possibile che nel 2025 un comico provi ancora da far ridere, parlando dei veneti ubriaconi, in diretta su Rai 1 di domenica e con Mara Veniera, una veneta doc che si mette anche a ridere? È qualcosa che veramente non si può ascoltare e non si può vedere. Noi pretendiamo rispetto per il Veneto e per i veneti, ma soprattutto pretendiamo delle scuse da questo comico e delle scuse dalla Rai, che non può mandare certo in onda cose di questo tipo.